sono Lucia Barin e sono la responsabile della formazione. Oggi vi presento un modulo che vuole descrivere quella che è la mission e la vision della formazione in azienda, descrivere anche l'articolazione organizzativa della formazione, trattare anche del piano formativo aziendale e poi entriamo un po' più nel merito della partecipazione ad iniziative formative in sede e fuori sede, e da ultimo vediamo anche la piattaforma della formazione. Ecco, mission e vision della formazione. Ci sarebbero tante cose da dire sulla formazione, nel senso che si deve puntare sempre di più su questo ambito. Qui le ho un po' sintetizzate, cioè le diverse attività della formazione sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse umane, allo sviluppo delle conoscenze e delle competenze dei professionisti. Ma la formazione è anche trasmissione di valori di riferimento e di norme comportamentali ed è strettamente legata alle strategie aziendali e alle politiche di gestione delle risorse umane, con l'obiettivo di assicurare il miglioramento continuo della qualità dell'assistenza ed accompagnare il percorso evolutivo e di cambiamento del servizio sanitario regionale. L'unità operativa è un'unità a valenza dipartimentale, in staff alla direzione generale ed opera su 4 sedi. Le vedete, sono Padova, Campo San Piero, Cittadella e Monselice. In tutte le sedi viene svolta attività di progettazione dei corsi da parte dei project manager e l'attività amministrativa invece è suddivisa in questo modo. A Padova viene eseguita tutta l'attività di segreteria, gli incarichi e le liquidazioni delle docenze principalmente. Cittadella si occupa dei tirocini e di tutto l'ambito della formazione specialistica e Monselice si occupa di tutte le pratiche relative alla formazione fuori sede. Tra l'altro l'unità formazione si occupa principalmente della predisposizione del piano formativo aziendale, che viene redatto sulla base dei fabbisogni formativi raccolti coerentemente con gli obiettivi aziendali, regionali, nazionali e con le risorse economiche assegnate. Dopodiché queste attività vengono realizzate, siamo provider e quindi in conformità a tutti i criteri che sono stabiliti dalla Regione e dalla Commissione Nazionale CM. Viene coordinata e supportata la rete dei referenti della formazione, che vediamo dopo, appunto molto importante per la gestione delle attività formative. E infine viene curata l'informazione del personale attraverso l'utilizzo dei sistemi informativi dedicati. L'articolazione organizzativa: a fianco dell'unità formazione c'è il comitato scientifico aziendale, ci sono i responsabili scientifici, le segreterie organizzative e la rete dei referenti. Di cosa si occupano fondamentalmente? Qui le cose principali. Il comitato scientifico è preposto alla valutazione e validazione scientifica del piano formativo aziendale. Il responsabile scientifico è un esperto a cui è affidata la responsabilità del singolo programma formativo ed è tenuto a redigere la relazione finale di valutazione del percorso realizzato. La rete dei referenti rappresenta l'anello di congiunzione tra le varie unità operative aziendali e la formazione per la raccolta dei fabbisogni formativi, per la programmazione e realizzazione delle attività formative e anche per la valutazione dell'impatto formativo. Le segreterie organizzative, in ogni evento appunto va individuata una segreteria organizzativa per lo svolgimento di alcune attività che sono la verifica degli strumenti didattici necessari alla realizzazione dell'evento, la raccolta della documentazione iniziale e finale con verifica di completezza, la preparazione dell'eventuale materiale didattico da consegnare ai discenti e la rilevazione della presenza dei partecipanti e dei docenti. Il piano formativo aziendale, ecco, abbiamo già detto che si parte da un'analisi dei fabbisogni formativi con il coinvolgimento di tutti gli operatori, ma è molto importante anche la fase del monitoraggio dell'impatto della formazione
per poi progettare eventuali ulteriori percorsi. E diciamo che una corretta impostazione della formazione diventa uno strumento davvero capace di produrre cambiamenti, non solo nell'operatore che si forma, ma anche nell'organizzazione che lo vede protagonista e depositario delle abilità tecniche e di competenze organizzative e relazionali. Adesso vediamo un po' come avviene la partecipazione ad iniziative formative in sede e poi fuori sede. Allora, l'autorizzazione alla partecipazione alle iniziative formative viene rilasciata dai direttori responsabili e per quanto riguarda il personale del comparto l'autorizzazione viene rilasciata dai coordinatori appositamente delegati. Ci sono poi le iniziative formative, le ore di formazione riconosciute come attività di servizio sono quelle di effettiva partecipazione nella sede dell'iniziativa e per i corsi residenziali è necessario, ricordiamo, timbrare con il precodice 8. Per acquisire i crediti è necessaria la presenza di almeno il 90% dell'orario del corso. Questo per la residenziale. Per la formazione sul campo invece è una formazione che avviene in orario di servizio, quindi con timbratura istituzionale, e per acquisire i crediti ECM è necessaria la presenza ad almeno il 90% dell'orario, con alcune eccezioni che vi saranno comunicate di volta in volta a seconda della progettazione. Poi c'è la FAD, la formazione a distanza, la partecipazione erogata con modalità FAD asincrona, quindi a distanza appunto differita, deve essere effettuata fuori orario di servizio, importante, quindi fuori timbratura, e a completamento del corso ci sarà il riconoscimento di un numero di ore pari alla durata teorica del corso. È anche previsto che il personale possa utilizzare le dotazioni informatiche aziendali. La partecipazione poi ad iniziative fuori sede. Ecco, la formazione fuori sede deve essere coerente con i processi di lavoro, con le responsabilità, le competenze del professionista e deve essere compatibile con le esigenze di servizio e anche con le risorse che sono previste in budget. Naturalmente il personale che è autorizzato a partecipare a iniziative fuori sede è coperto a fini assicurativi. L'autorizzazione, se ci sono oneri a carico dell'azienda, deve avvenire da parte dei direttori responsabili, mentre per le iniziative senza oneri a carico dell'azienda, per il personale del comparto, l'autorizzazione può essere lasciata anche dai coordinatori delegati. La formazione fuori sede obbligatoria di norma è prevista nel piano formativo e risponde ad alcuni criteri che sono previsti nel regolamento, cioè deve essere in linea con le direttive generali dell'azienda o svolta per raggiungere determinati obiettivi progettuali o prevista da normative o indicazioni regionali. La partecipazione a queste iniziative comporta sempre il riconoscimento effettivo dell'orario di partecipazione al corso. La formazione fuori sede facoltativa è invece la partecipazione a iniziative che sono selezionate e richieste dal dipendente interessato, che sono connesse all'attività di servizio e sempre finalizzate alla crescita professionale. Si parla in genere di corsi, convegni, congressi, seminari, eccetera. Questa formazione facoltativa viene effettuata al di fuori dell'orario di servizio, usufruendo di alcuni istituti contrattuali che per il personale del comparto sono gli 8 giorni di permesso retribuito. Per il personale dirigente, oltre agli 8 giorni di permesso retribuito, c'è la riserva oraria. Allora, chi è che non può partecipare a iniziative formative? Non può parteciparvi il personale assente per malattia, infortunio o inaspettativa, e le donne in astensione obbligatoria dal lavoro per maternità. Naturalmente il personale che è autorizzato ha il dovere di partecipare all'evento formativo, infatti l'assenza è consentita solo per giustificati e certificati motivi, analoghi a quelli che giustificano l'assenza dal posto di lavoro, e per eccezionali e documentati motivi di servizio. Questo è il team della formazione, ci sono i project manager e il personale amministrativo nelle varie sedi.
La piattaforma della formazione. Allora, la formazione aziendale viene gestita tramite una piattaforma informatica alla quale si accede o cliccando sull'apposito tasto che è presente nella home page della intranet aziendale oppure digitando l'indirizzo formazione.asta6.veneto.it. Il dipendente deve utilizzare questa piattaforma per l'iscrizione ai corsi in sede e fuori sede e anche per scaricare gli attestati di partecipazione ai corsi interni. Il primo accesso dei dipendenti dell'azienda o anche del personale esterno avviene cliccando sulla scritta Registra professionista che è presente sempre nella home page della piattaforma. Sempre tramite la piattaforma i direttori responsabili devono autorizzare le varie partecipazioni. L'accesso al portale FAD per la formazione asincrona è possibile sempre attraverso questa piattaforma e cliccando sulla scritta Learning che è presente nella home page. Inoltre sono state redatte alcune risposte alle domande più frequenti dei dipendenti che sono consultabili al link che vedete sotto riportato. Ecco, mi piace da ultimo chiudere con questa frase di Nelson Mandela che dice che l'educazione è l'arma più potente che puoi usare per cambiare il mondo.